Fino a 10-15 anni fa, nelle pubbliche piazze dei nostri paesi, nei giorni festivi e nelle ricorrenze più solenni, si era soliti assistere a questo caratteristico ballo. Un ballo assai gradito, specialmente dai giovani, che potevano mettere in mostra la destrezza, l'estrosità e tutti quegli altri virtuosismi che designano le capacità degli stessi ballerini. Un ballo assai gradito anche da parte delle ragazze, che a volte operavano una scelta che si rivelava duratura per tutta la vita. Accompagnati ancora dalla fisarmonica di Mario Feurra, eseguiremo sul ballo della sposa. Non è necessaria la traduzione, no?
A te non fanno capire. No, magari da... Un brevissimo intervallo, nel frattempo degusteremo alcuni dolcetti tipici sardi, des amarettus e pastissus ai guefus e dei vini da dessert molto noti e conosciuti, Sa Malvasia